Vedi Italia, no, assolutamente che questo non vuole essere un canale per videomaker, assolutamente, ripeto, solo un vlog delle mie cose che faccio, no? Ma stavo montando i video che abbiamo girato ai Cadini del Brenton con gli amici, no? Con Marco e Fabio. Effettivamente là non c'era da usare la Sony, o meglio, non c'era da usare la Sony senza lo stabilizzatore, ma dove vai con quel po' di stabilizzatore in giro, no? Con tutto quel peso. Quindi in quei casi, essendo un vlog in camminata, praticamente bisognava usare la GoPro. Cacchio, anche la GoPro 8, porca miseria, e quindi andava usata quella. La Sony sì, si può usare per i b-roll, ossia per quelle riprese in cavalletto, oppure quelle riprese fatte a rallenti, oppure quelle dove tu proprio ti concentri a fare i movimenti belli e puliti su magari delle piante, dei panorami, eccetera eccetera, hai capito? Ma non riprese in movimento mentre noi camminiamo, eccetera. Quella è stata una grandissima cacchiata, perché effettivamente quel video era molto bello, molto simpatico, molto allegro, e è stato tra virgolette rovinato così. Ho provato a fare la stabilizzazione software con Adobe Premiere, taglio perché queste robe non interessano a tutti, però no, veniva fuori proprio una schifezza. Quindi dai prossimi video Singano, impegnati a usare la GoPro per quando cammini e fai quelle robe, anche se l'audio purtroppo è quel che è, e per gli altri tipi di riprese usi la Sony, insomma. Ecco, capito Singano dove sono oggi? Vuoi vedere? Mi verrebbe da dirti che sono in una nuova spiaggia a Cavallino, ma alla fine no. Guardandola bene, qui c'ero già stato con Scarosso, esatto, e avevo parcheggiato proprio qui, tra l'altro, hai capito? E sì, quello del furgone è il tipo che si è infossato ieri sera, è tornato là, cioè si vede che si è divertito a disinfossare il furgone. Va bene, dai, cosa vuoi che ti dica? E niente, mi sono messo qua e non nella solita di Caballarin, perché che non venga frainteso, ho bisogno di stare da solo, un po' per lavorare, un po' anche per montare i video, un po' anche per me, cioè io adoro i miei momenti di solitudine. Credo che è una cosa che veramente quasi nessuno ormai sa più fare, ossia l'apprezzare nello star da soli, cioè veramente preferire lo star da soli piuttosto che lo stare in compagnia. Ciò assolutamente non significa che io adori anche stare in compagnia, però c'è un anche che divide molte cose e ne apre tante altre, hai capito? Quindi Alessia questa cosa la capisce benissimo, insomma, quindi mi lascia questi miei spazi dove io non è che voglio andare con gli amici, assolutamente, cioè se vado con gli amici allora che venga anche lei, preferisco di gran lunga che venga anche lei, proprio io voglio proprio stare da solo, ma solo proprio completamente, nel senso che non voglio dirottare le mie energie per parlare, fare altre cose, per carità piacevoli e divertenti e interessanti, ma comunque ho bisogno di dirottare chiamale energie psicofisiche, no? Ossia quella cosa che tu hai durante la giornata e a fine giornata non hai più perché sei stanco, e sei stanco perché hai fatto delle cose, per fare i miei siti e per fare le mie cosine, ma anche i video. Insomma, adesso tu sei stato un bel periodo senza far video, ma perché? Perché, cioè, aspetta, sempre che non venga frainteso, perché siamo usciti con gli amici, è venuta gente a trovarmi, cioè vado al parco, passano a trovarmi, stanno 2 o 3 ore a chiacchierare, eccetera, e 2 o 3 ore qua, 2 o 3 ore là, e io poi non combino niente. È già lavoro per miracolo e i video purtroppo saltano tutti, hai capito? Quindi tu sei stato una settimana e mezzo senza video proprio per questo discorso, perché non ce l'ho fatta, cioè proprio non è tanto una questione di stanchezza, è una questione proprio di tempo, non ce l'ho fatta. Quindi ragazzo, sempre che tu non fraintenda, che tu non ti offenda, eccetera eccetera, tutto il ricamo che ci sta dietro, per ritornare anche al discorso dei messaggi, perché mi arrivano veramente decine e decine di messaggi al giorno, email, eccetera eccetera. Io non posso rispondere, ma proprio per motivi di tempo, non è che non voglio, cioè mi fa un piacere della miseria, però non posso. Poi insomma scherzosamente, no? Quando spesso mi dicono mi dai il tuo numero che ti chiamo, a me istintivo viene da dire ma sei pazzo, cioè nel senso che no, non ce la faccio Italia, non posso, già guarda, ripeto per l'ennesima volta, lavoro per miracolo, nel senso che perché poi giustamente insomma c'è anche la vita privata, l'Alessia e tutto quanto, insomma, quindi capisci che sono un tu come tu, veramente no, non cambia assolutamente nulla tra me e te, quindi il tempo è quello che abbiamo tutti, 24 ore al giorno, e
tra l'altro appunto un'altra cosa che mi frega tantissimo è il dormire, il mangiare, il lavarsi, l'andare in bagno, cioè tutte quelle cose, insomma, ti rubano tempo, insomma, anche quelle durante la giornata, quindi non sono 24 ore in realtà. Mi sono giustificato bene? Sì. Bene. Ah, anche perché, aspetta, angolo di vlog noiosissimo che ogni tanto c'è. Siccome adesso sto facendo i video con Premiere, perché insomma qualche volta è saltato anche qualche lavoretto coi video, quindi sì, non faccio solo le puntine, ma se mi impegno posso fare dei video belli, hai capito? Che però ovviamente necessitano molto tempo, cioè si parla di anche settimane per girare un video. Però appunto ho dovuto imparare, diciamo, questo Premiere, per, a parte la qualità audio e video che puoi tirar fuori, cioè che ancora non riesco a tirar fuori perché sono agli inizi, ma che puoi tirar fuori, e poi l'infinità di effetti e materiale che ti puoi scaricare da internet. Quindi è tutto un altro mondo rispetto a Filmora e a tantissimi altri software di elaborazione video. Ho provato anche DaVinci Resolve, ma ti ripeto, per quello che devo fare io non va assolutamente bene. Cioè è un software diventato famoso per la color correction, ossia per le impostazioni dei colori che tu ci metti, eccetera, ok? Ma sono cose che utilizzano assieme a altri strumenti, ovviamente, le case cinematografiche, capito? I videomaker, quelli di altissimo livello, però sempre, ripeto, un'altra volta assieme anche ad altri software, cioè non solo quello, se non combini quasi niente, hai capito? E tutto questo per dire che appunto con il Premiere ci metto più tempo a far video, perché Filmora sì, è un programmino per principianti, pieno di magagne e di errori e tutto quello che vuoi, però è fatto veramente in un modo molto più intelligente del Premiere, cioè tipo anche gli effetti. Io adesso qui ho scaricato un po' di roba, pacchetti che contenevano tanti effetti, transizioni eccetera, ho centinaia e centinaia di effetti e non ho l'anteprima, cioè neanche una foto che ti fa intendere più o meno cosa fa quell'effetto, che colore gli dà, eccetera, cioè, capito? E mentre su Filmora c'era tutto, capivi tutto, era tutto immediato, cioè ci mettevo 10 volte meno tempo a fare un video con Filmora. Certo, ovviamente i risultati, quando imparerò ad usarlo, saranno assolutamente opposti, insomma. E poi ripeto, oltre ai risultati, la possibilità di fare cose. Trovi tante guide di cose spettacolari, che ovviamente tante non le farò perché richiedono tanto di quel tempo che veramente uno dovrebbe condurre una vita da nerd proprio per fare ste robe. Invece no, sai, Singalo piace passeggiare, andare in spiaggia, delle montagne, fare tutte le sue cose, quindi bisogna un attimo, stringi Singalo, stringi, sì, sto stringendo, stringo, e quindi bisogna un attimo sposare, no, il tutto, ossia vita reale, no, quindi il bello della vita, il succo della vita, con un po' la vita anche virtuale, che in qualche modo, per carità, è sempre una cosa piacevole, ma di tutt'altro mondo, di tutt'altro livello. Cosa piacevole perché? Perché comunque sono dei ricordi, lo dico sempre anche per me, cioè è bello per me avere un bel video montato bene, cioè montato bene nel senso simpatico, con tutte le cose, musichette eccetera, delle uscite con gli amici, dei viaggi che faccio. Porca miseria, vuoi mettere? Ormai le foto non le sto quasi facendo più, difatti spesso mi ritrovo per fare le copertine dei video che devo lanciare il video e fare uno screenshot al video, perché ormai foto, nonostante anche quella sia una mia passione, non le faccio proprio più. Cavolo, 3 minuti e passa anche qua. Se vuoi vedere che anche stavolta faccio un video intero di qua di sproloquio qua dentro al camper, con l'inquadratura neanche curata, cioè metà con la luce che mi manda in effetto controluce, dall'altra parte scuro che vedi tutto. Singano, sei una brutta persona? Wow, è arrivata l'Alessia, io so, dopo saprai anche tu. Italia, mi ero proibito da tantissimo questa cosa, un po' come quella volta di GTA, cos'è? Cuschelè, la. E neanche, non lo so io che cos'è, porca miseria, Italia. Eccolo.